E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti al VC a luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare. Cominciare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta. No, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il barone Ashura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel Grande Fratello. Il video che mi fanno mentre lecco un urinale è cliccato più del video ufficiale della mia label. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici, ma molti meno. Mi danno affetto ma poi mi affettano come demon. Tu è 2 ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla ogni 2 minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho 2 minuti. Assessori collettivi, sindacati, giornalisti, passa un giorno i miei testicoli non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico, perché non capisco. Oh, non vi interessano le note che registro, vi interessano le mie note sul registro. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare. Faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma riciclo il suo CD come regalo di Natale. Non mi faccio i flash come Sid Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet, e me ne frego degli artisti veri, tanto gli artisti veri sono veri come i Muppet. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale. Al primo posto nella classifica digitale, che tu ci creda o meno, c'è solo chi vince i talent. Ed io non so cantare, già, ma soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Toglimi tutto questo che magari mi fermo, di certo non mi freddo in una stanza d'albergo. Di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti i mercenari della musica, in queste trasmissioni sulla musica, di tutti questi artisti della Pizzi, di Battisti, di Zanicchi, di Stravinsky, di Lizzy, Limbischi, dei Pisti, degli Extreme, dei Lip-Sync, di Springsteen. Ma sì, chi se ne frega della musica? Mi sono proprio divertita. Oh, io non ci ho capito nulla. Nemmeno io, caro. Ridevo perché ridevano tutti.